A terra, nel condominio di via da Porto a Trissino, restano ancora alcune valigie accanto al punto esatto dove nella notte è morto Luis Alvarez, un 51enne di origini venezuelane che da qualche tempo risiedeva nel comune con la compagna. L'uomo è precipitato dal balcone del suo alloggio al secondo piano verso l'una. Una caduta di 5 metri che non gli ha dato scampo al termine di una furibonda lite che aveva allarmato i vicini. Il lancio di indumenti delle valigie ha preceduto solo di poco la tragedia, secondo le testimonianze dei vicini. E ho sentito dei colpi, dei rumori a quell'ora lì. Mia moglie si è alzata anche lei perché ha sentito anche lei. È andata in bagno, ha tirato sulla tapparella e proprio in quel momento Lei ha visto la scena? lei, mia moglie, l'ha vista. L'ha visto caduto sul prato e vabbè. Mi sono alzato anch'io e l'ho visto che era steso. Sull'esatta dinamica dei fatti gli inquirenti stanno ancora indagando, i carabinieri stanno ancora raccogliendo elementi utili, anche se sembra prendere corpo l'ipotesi di un malaugurato incidente in un momento di forte concitazione nel cuore della notte. Nel frattempo abbiamo chiamato il 112 e i carabinieri ne aveva già avvisati lei di nuovo. Dopo 10 minuti sono arrivati. Ah, ha visto le valigie? Ha buttato fuori, non so, erano in 3. C'era 2 ragazzi giovani e la compagna. Il motivo, posso pensare che lei voleva andare via, quello non si può dire. Fatto sta che litigavano di brutto. Resta la sorpresa e l'amarezza per le persone che conoscevano l'uomo che, anche se riservato, in quartiere si era fatto ben volere. Ma come persona, come rapporto con voi? Lui con noi era molto molto gentile, oltretutto ha tagliato l'erba la settimana scorsa, che ha tagliato lui l'erba che era il suo turno, dicevi di cose e lui le faceva. Era una brava persona per me e dopo in casa sua non sono mai stato. Alla fine così non se l'aspettava. Assolutamente.